Busetto Pamio, nuovo colpo di scena, la Cassazione annulla la condanna all'ergastolo per l'ex infermiera Monica Busetto, vicina di casa della donna uccisa a Mestre nel 2012, la donna resta però in carcere. 2 casi di scomparsa, 2 famiglie nell'angoscia, 14enne di Calalzo prende il treno per Venezia ma svanisce nel nulla, 44enne veneziana non dà più notizie di sé dal 10 aprile. Il mondo dell'impresa piange la scomparsa di 2 figure che hanno fatto la storia dell'industria veneta, il cordoglio per il conte Pietro Marzotto e Giuseppe Nardini, storico nome della produzione della grappa. Ai nostri microfoni l'uomo aggredito da un gruppo di ultra del Treviso assieme alla figlia si sono comportati come animali, dice, ma non abbiamo intenzione di sporgere denuncia, vogliamo serenità. Caso centrodestra a Vicenza, Forza Italia si prepara ad appoggiare il candidato della Lega e Fratelli d'Italia, già domani probabilmente l'ufficialità. Singolare intervento dei vigili del fuoco a Treviso, cliente di un hotel usa una tinta a base di ammoniaco, il forte odore scatena l'allarme, un addetto alle pulizie ha un mancamento. La Regione sostiene la richiesta di 10 comuni del Vicentino di candidare l'antica transumanza di Bressanvido a patrimonio UNESCO dell'umanità e simbolo di tradizione e cultura. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca giudiziaria dal veneziano, perché resta per il momento in carcere Monica Busetto, l'infermiera mestrina, condannata in appello all'ergastolo per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, una sentenza annullata nelle scorse ore dalla Cassazione. Sentiamo. L'ultimo colpo di scena nella lunga e intricata vicenda processuale per il delitto di Lida Taffi Pamio è arrivata nel cuore della notte. Dopo diverse ore di Camera di Consiglio, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che condannava all'ergastolo Monica Busetto, vicina di casa della vittima, riconosciuta responsabile dell'omicidio in concorso con Milly Lazzarini. Il processo d'appello dovrà quindi essere ripetuto. Ma per ora la Busetto resta nel carcere di Verona, dove in mattinata è stata visitata dai suoi legali Alessandro Doglioni e Stefano Busetto. La Busetto l'avevamo trovata che sperava di venire via, perché quando ci ha visto pensava fossimo andati a prenderla. Le abbiamo spiegato che appunto c'è stato non un annullamento totale come speravamo, come avevamo auspicato, e di cui ora siamo convinti che sarebbe stato doveroso una decisione della Corte sul punto. E le abbiamo spiegato che sì, che c'è questo annullamento con rinvio e quindi che verrà fissata un'altra udienza alla Corte d'Appello dove verrà valutata a seconda di quella che è l'ampiezza della discrezionalità della Corte la sua posizione. Quali aspetti del procedimento siano stati bocciati dalla Cassazione sarà chiaro solo tra un paio di mesi, quando usciranno le motivazioni dell'annullamento. Nel frattempo gli avvocati di Monica Busetto stanno valutando diverse azioni per chiederne la scarcerazione in attesa del nuovo giudizio. L'infermiera mestrina si è sempre proclamata innocente. Dopo la condanna in primo grado a 24 anni, l'omicidio era stato confessato dalla 52enne Milly Lazzarini, nel frattempo arrestata per un altro delitto. La soluzione in appello appariva scontata fino a quando Lazzarini ha improvvisamente cambiato versione, raccontando che le 2 donne avevano ucciso insieme la Pamio. Una ricostruzione ritenuta credibile dalla Corte, che ha condannato Busetto all'ergastolo, ora è nuovamente tutto in discussione. Ore di angoscia a Pieve di Cadore per la scomparsa ieri sera di una 14enne. Le ricerche della ragazzina, avviate dal gestore della rete telefonica, ha agganciato il suo cellulare a Venezia in zona Sant'Elena. La ragazzina aveva raccontato agli amici e ai familiari l'intenzione di andare a Venezia a vedere la mostra sulle torture e le pene capitali della Serenissima, tanto che la direzione ha anche offerto la massima collaborazione al padre e allo zio della minore scomparsa, chiedendo a chiunque abbia notato la giovane in campo San Maurizio o nei pressi dell'ingresso dell'esposizione di contattare immediatamente la reception al numero 346 3287 206, ripeto 346 3287 206. Dalle prime informazioni sembra che la ragazza sia uscita di casa vestita di nero e con uno zainetto nero. Sulla scomparsa indagano i carabinieri. Ed è giallo a Venezia anche per la scomparsa di Francesca Boni, 44enne veneziana di origini veronesi, che non dà più notizie di sé dallo scorso 10 aprile. Sentiamo.
È scomparsa nel nulla Francesca Boni, 44enne veneziana. La sorella Anna ha lanciato una disperata richiesta di aiuto sul suo profilo Facebook, autorizzando chiunque a diffondere la notizia e le foto di Francesca. Di lei non si hanno più notizie dal 10 aprile scorso, scrive la sorella. L'ultimo contatto telefonico è avvenuto nei pressi di Palazzo Balbi a Venezia. Di lì in poi il vuoto assoluto. Le piste per gli inquirenti sono tutte aperte. Si indaga infatti a tutto campo, in particolare tra le sue conoscenze. Francesca, bella e fermata nel settore della moda, poco tempo fa, sempre sui social, denunciava come a più riprese qualcuno le avesse rubato sempre in internet la sua identità e per questo in più di un'occasione si fosse trovata costretta a chiudere e riaprire i suoi profili. Insomma, una scomparsa avvolta nel mistero che si infittisce ora dopo ora, proprio mentre la notizia sui social rimbalza di condivisione in condivisione. Le forze dell'ordine, come si diceva, stanno monitorando la situazione in cerca di elementi che possano far luce sui motivi per cui la donna di origini veronesi non dia più notizie di sé. Sarebbe scomparsa volontariamente? Se sì, perché non dire ai suoi cari il motivo di questa inaspettata e strana fuga? E ancora, perché non lasciare un biglietto, non fare una telefonata o mandare un messaggio? Interrogativi ancora tutti aperti. Interrogativi ancora tutti aperti e che lasciano nel tormento e nello sgomento i suoi cari e tutti gli amici e conoscenti che le vogliono bene. Il mondo dell'imprenditoria veneta in lutto per la scomparsa ieri nello stesso giorno del conte Pietro Marzotto e di Giuseppe Nardini, spentisi a 81 anni il primo e 91 il secondo. Il primo, Pietro, dal nome del suo padrino di battesimo, il generale Badoglio, riconosciuto come il creatore dell'impero del tessile, settimo dei figli del conte Gaetano, originario di Valdagno, fu assunto dal padre come semplice operaio nel 68 ed in 30 anni ha trasformato l'azienda in una multinazionale, arrivando negli anni 80 ad avere 11.000 dipendenti, uno dei primi ad andare all'estero ad acquisire marchi come la Hugo Boss. Poi nel 2004 la rottura con la famiglia, l'addio al Valdagno e poi il trasferimento nella tenuta di Valle Zignago tra Caorle e Porto Gruaro. Imprenditore in grado di condividere con la comunità il suo benessere, il suo successo, un Veneto autentico, lo ha definito il governatore Luca Zaia, un Veneto che ha amato questa terra. I funerali si terranno a Valdagno il 2 maggio. Oggi è stata aperta la camera ardente alla Fondazione Marzotto. Ed un altro grande protagonista dell'impresa veneta che se n'è andato ieri è Giuseppe Nardini, un nome storico per tutto il nord-est. Non vorremmo mai che venisse prodotta della grappa che non ha i requisiti richiesti. Vogliamo ricordarlo così, sempre attento alla bontà del suo prodotto principe, la grappa. Giuseppe Nardini, da oltre mezzo secolo alla guida della storica distilleria bassanese, scomparso all'età di quasi 91 anni nella sua abitazione a pochi passi dal Ponte Vecchio. Nato nel 1927, laureato in scienze economiche ed aziendali, sposato con Marisa e padre di 2 figlie, Cristina e Francesca, Giuseppe Nardini era uno dei personaggi simbolo della città di Bassano. Per quasi un decennio alla guida del mandamento locale degli industriali ha sempre vantato un forte legame con il territorio che lo ha insignito anche del premio Città di Bassano 2006. Un ambasciatore d'eccellenza della nostra città in tutto il mondo, perché i prodotti della ditta Nardini sono tra i migliori biglietti da visita che Bassano ha avuto, ha tutt'oggi e avrà in tutto il mondo. Quindi il ringraziamento va sia per quanto ha fatto per la città qui in questo territorio, sia per quanto ha fatto per la città in ogni dove. Ieri la notizia della scomparsa di Nardini è arrivata nel bel mezzo del Consiglio Comunale, che ha osservato un minuto di silenzio e che sta già pensando come rendere omaggio alla memoria di uno dei suoi imprenditori simbolo. Bassano già ha avuto riconoscimento ufficiale nei suoi confronti quando era in vita e senz'altro lo avrà anche adesso, quando sarà importante conservarne la memoria e l'esempio. E cordoglio è arrivato anche dal governatore Zaia, un nome Nardini, ha detto il presidente, che è stato e sarà ancora uno dei simboli del Veneto migliore nel mondo. Uomo importante e stimato, Giuseppe Nardini ha saputo mantenere quell'umanità e quella semplicità che ne hanno caratterizzato il tratto signorile e al contempo popolare nel senso più virtuoso del termine. I funerali di Giuseppe Nardini verranno celebrati domani alle 10 nella chiesa della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del prefetto di Vicenza. La cronaca: maxi frode per adulterare il vino nelle maglie delle forze dell'ordine campane, anche un vicentino di Masonna.
Mason, c'è anche un vicentino coinvolto nella maxi frode per adulterare il vino scoperta dalle forze dell'ordine campane. Si tratta del 53enne Fabio Michele, per lui sono scattati gli arresti domiciliari, 36 le persone complessivamente iscritte nel registro degli indagati e sequestrati 12 milioni. L'accusa è di far parte di un'organizzazione criminale che sofisticava il vino attraverso l'incremento della gradazione alcolometrica. Il tutto sarebbe avvenuto attraverso un sistema di società cartiere nazionali, formalmente attive ma di fatto non operative e inadempienti agli obblighi fiscali. Attraverso queste società l'organizzazione riusciva a commercializzare zucchero evadendo l'imposta a prezzi estremamente competitivi a compiacenti imprenditori vitivinicoli, permettendo a questi ultimi di comprare partite di Saccarosio che non avrebbero potuto comprare in spregio alle norme. È stata sorpresa a rubare dai carabinieri in un appartamento di Montegrotto e si è scoperto che a suo carico aveva altre 23 denunce per furto, nonostante fosse incinta. È stata quindi rinchiusa in carcere. Sentiamo. Il nostro ordinamento non prevede la reclusione in carcere per le donne incinte e gli ultra 75enni condannati, ma questa volta il giudice per le indagini preliminari di Padova, Mariella Fino, ha fatto una eccezione per una nomade 22enne croata incinta del quarto figlio. La ragazza era stata sorpresa a rubare in un appartamento di Montegrotto dai carabinieri. I militari avevano scoperto a suo carico altre 23 denunce tra Italia ed estero. Lo stato interessante, si sa, fa sentire impunite molte ragazze nomadi, ma in questo caso specifico non sarà così. La giovane donna e mamma è in carcere a Verona, una scelta fatta, ha scritto il magistrato, per tutelare i suoi figli. A Treviso ora ai nostri microfoni parla l'uomo aggredito da un gruppo di ultra del Treviso Calcio assieme alla figlia. Si sono comportati come animali, dice, ma non abbiamo intenzione di sporgere denuncia, vogliamo serenità. Sentiamo. Veramente una brutta esperienza, veramente una brutta. Non abbiamo fatto niente di male. È ancora sotto shock l'uomo di origine marocchina aggredito da un gruppo di ultras del Treviso Calcio dopo la partita di mercoledì scorso a Vittorio Veneto. Mentre si avviavano al pullman, terminato il match, i tifosi hanno incrociato l'uomo di 43 anni, marocchino, che stava rincasando assieme alla figlia di 13 anni. Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente. Il pretesto dell'aggressione sembra sia iniziato per colpa della maglia che indossava. Togli la maglietta, fai schifo, ho cominciato a spingermi. Gli ultras hanno apostrofato l'uomo con insulti a sfondo razzista e poi sono passati alle mani. Richiamato dalle urla un vicino di casa del marocchino, connazionale, che una volta sceso nell'androne del palazzo è stato aggredito con violenza dagli ultras. Botte, hanno rotto i vetri, vasi, la mia figlia è dietro di me, veramente una giornata bruttissima. Sono animali. Il tutto sotto gli occhi atterriti della bambina che ha rischiato pure lei di essere colpita. Sua figlia è ancora sotto shock. Sotto shock. Quel giorno non voleva neanche andare a scuola. Anche oggi. Non voleva neanche andare a scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Digos. I due marocchini sono stati medicati, uno ha il naso fratturato, l'altro ha riportato lesioni varie con una prognosi di 7 giorni. Al momento non è ancora stata formalizzata la denuncia e sembra che la famiglia marocchina non abbia intenzione di farlo anche per paura. Noi non vogliamo niente, non vogliamo andare avanti, chiuso qua, basta. Avete paura, signore? Sì, tanto. Il presidente del Treviso Calcio preferisce non commentare l'accaduto in attesa di avere informazioni più precise dalle forze dell'ordine. In curva fra i tifosi c'è gente per bene, ha detto. Nonostante questo non sia un episodio isolato. Lo scorso ottobre un gruppo di ultras biancocelesti in trasferta a Portogruaro era stato protagonista di una violenta rissa con un gruppo di migranti ospitati in una struttura poco distante dallo stadio. La politica ora con la corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza. Forza Italia si prepara ad appoggiare Francesco Rucco.
Scaccomatto, situazione di gioco nella quale il re è posto sotto diretto attacco e non ha modo di ripararsi o muovere in una casella libera da minaccia. Definizione che fotografa perfettamente la situazione in cui si trova Forza Italia nella partita a scacchi con il centrodestra. Dopo aver perso l'Alfiere, Fabio Mantovani, la Torre, Fratelli d'Italia, il Cavallo, Noi con l'Italia e la Lega Regina, ormai Forza Italia sullo scacchiere politico non ha modo di ripararsi o muovere in una casella libera da minaccia, dunque scaccomatto, appunto. In realtà una mossa potrebbe ancora farla, correre da sola, ma come abbiamo ripetuto tante volte sarebbe un suicidio. Forza Italia non supererebbe il primo turno e al ballottaggio dovrebbe presentarsi da Francesco Rucco con il capo cosparso di cenere oppure appoggiare il candidato di centrosinistra, motivo per cui gli elettori di centrodestra l'accuserebbero di alto tradimento e sarebbe lo sfascio del partito. Insomma, oggi Forza Italia non ha alternative. Deve appoggiare l'alfiere delle liste civiche senza avanzare pretese o porre condizione alcuna. Pare abbia chiesto informazioni sulla prossima giunta, ma Francesco Rucco non discute né di poltrone né di incarichi. Quindi nessuna trattativa in corso. Forza Italia ha una scelta obbligata da fare e l'ha già fatta, come conferma pure Renato Brunetta. Su Vicenza abbiamo deciso tutto, ma non posso dirvi nulla. Lui non dice nulla, ma ve lo diciamo noi. Già domani Forza Italia dovrebbe annunciare la nuova alleanza e lunedì il centrodestra si presenterà ufficialmente unito con Francesco Rucco. Viene così scongiurata la spaccatura di Forza Italia che negli ultimi tempi mostrava le prime crepe. I dirigenti provinciali avevano firmato un documento in cui accusavano i vertici di non aver voluto confrontarsi con la base del partito. Silvio Giovine, tesserato di Forza Italia, era già entrato nella lista Rucco. Elena Donazzan strizzava l'occhio al candidato civico e Enrico Ulvec, l'ultimo sindaco di centrodestra, non ha mai nascosto la sua stima per Francesco Rucco. Chi lo vota può ottenere un risultato politico, sociale migliore. Vedo che moltissime persone importanti lo seguono. Quindi io gli faccio tutti i miei auguri per poter andare avanti. Ed ora il singolare episodio accaduto in un hotel del centro di Treviso. Un cliente si fa la tinta a base di ammoniaca in doccia e un addetto alle pulizie ha un mancamento mentre nell'albergo scatta l'allarme chimico. Il singolare intervento oggi poco prima di mezzogiorno all'hotel Carlton di Portaltini a Treviso a causa di un forte odore proveniente dalla stanza di un ospite. A sprigionarlo sarebbe stato proprio un prodotto per il lavaggio dei capelli combinato forse con altri prodotti per la pulizia. Sul posto gli uomini del 115 con 2 mezzi ed il SUEM per prestare soccorso all'addetto alle pulizie. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Perfetto. Con l'edizione del Veneto torniamo nel Trevigiano, a Paderno di Ponzano. L'ennesimo incidente in via Camalò fa esplodere la rabbia dei residenti che da anni chiedono la realizzazione di una pista ciclabile e la messa in sicurezza della provinciale ed oggi hanno chiamato Antenna 3. Martedì sera una ragazza è stata investita da un'auto, è stata praticamente buttata giù sul fosso. Via Camalò, Paderno di Ponzano. Dopo l'ennesimo incidente esplode la rabbia dei residenti. Tragedia sfiorata stavolta. La 24enne investita ha riportato varie lesioni, ma se la caverà. Non è stato purtroppo così per le altre 4 persone che nel corso degli anni qui hanno perso la vita. L'ultima vittima, Ryan Cerquetti, aveva 18 anni appena, travolto da un'auto mentre in sella alla bici stava andando a portare una rosa alla fidanzatina. Le sue scarpe sono ancora qui, sul ciglio, quasi a fare da monito a chi si avventura sulla strada della morte. Ryan è morto miseramente solo per il fatto di essere in bicicletta lungo una provinciale. Ci rappresenta un po' tutti per i rischi
che corriamo quotidianamente. All'indomani della tragedia uno striscione chiedeva la pista ciclabile invocata da anni dai residenti. Nulla si è visto e per le 350 famiglie che vivono in quest'area è un incubo quotidiano per i ragazzi che devono andare a scuola come per gli anziani che vanno in paese. Terribile, ogni mattina cammino sul ciglio della strada e rischio sempre di essere investita perché comunque all'orario in cui vado a prendere l'autobus passano macchine di persone che vanno a lavoro, camion. Tutte le mattine andando a scuola i camion ci sfiorano letteralmente, ci sono poi anche le vampate d'aria e siamo sempre in mezzo alla strada. Una volta mi è successo che un camion stava venendo contro di me e comunque io ho dovuto addirittura attraversare il fosso e andare su un tombino per spostarmi perché sennò non mi vedeva e mi prendeva. Pista ciclabile, quella è essenziale perché perlomeno se no si rischia la pelle tutti i giorni. Non è il limite dei 70 che rispettano, vanno sopra i 100 quando passano di qua. Che non ci si può permettere di andare in bici in questa strada. Chi prende l'autobus deve attraversare la strada e qui, oltre al danno, c'è pure la beffa perché le strisce pedonali non ci sono più, cancellate mesi fa dalla provincia perché non erano a norma. I residenti, dopo raccolte firme, appelli, petizioni, non vogliono più aspettare. Non si può andare avanti così, non si può di nuovo aspettare che muoia una vita, muoia un giovane. Bisogna darsi da fare e bisogna intervenire, bisogna fare queste piste ciclabili. Nessuno ci dà una mano, aspettiamo che arrivi per l'ennesimo morto? E se anche voi volete rivolgervi per un problema che non riuscite a risolvere, ad Antenna 3 c'è la nostra rubrica, lo dico ad Antenna, spazio dedicato a voi telespettatori, i contatti li vedete in sovraimpressione, potete scriverci una mail, lasciare un messaggio alla segreteria telefonica oppure scrivere un SMS o un messaggio WhatsApp. Parliamo ora di transumanza, patrimonio dell'umanità. Sentiamo. La transumanza è simbolo di storia, cultura e identità del popolo veneto e dei veneti della montagna. Questa antica tradizione ha tutte le caratteristiche per diventare patrimonio dell'umanità. Così il governatore Zaia ha dato il pieno appoggio alla candidatura dei sindaci di Bressanvido, Pozzoleone, Schiavon, Marostica, Lusiana, Conco, Asiago, Gallio, Foggia ed Enego di inserire il Veneto nella candidatura UNESCO a patrimonio culturale immateriale dell'umanità con l'antica transumanza di Bressanvido che ancora oggi si svolge lungo 90 km tra la località di Marcesina sull'altopiano di Asiago e per l'appunto Bressanvido. È un momento nel quale la comunità si ritrova, ma si ritrovano queste tradizioni che sono per lungo tempo state messe un po' da parte e ora si stanno riscoprendo piano piano. Si mobilitano più di 10.000 persone la domenica dell'arrivo della Mandria. I protagonisti dell'iniziativa hanno simbolicamente depositato in regione nelle mani dell'assessore all'agricoltura la documentazione iniziale con le delibere dei rispettivi organismi istituzionali. Per dare una dignità, per dare comunque una continuità appunto a un'attività che mantiene intanto il paesaggio in montagna ma anche un'attività agricola importante per i nostri allevatori. Il Veneto è tra le regioni d'Italia maggiormente rappresentate nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, dove già spiccano Venezia e la sua laguna, l'orto botanico di Padova, la città di Vicenza e le ville palladiane, la città di Verona, i siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino, le opere di difesa veneziane tra il XV e il XVII secolo e le Dolomiti. Transumanza vuol dire anche continuare a mantenere i pascoli, continuare a mantenere anche della biodiversità e anche una qualità nelle razze bovine, quindi voglio dire è un investimento per il futuro. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. Sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 28 aprile. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori alpini, anche con isolati piovaschi associati, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime comprese tra 10 e 14 gradi, massime nuovamente in aumento, oscillanti tra 22 e 26 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Concludiamo con le temperature. Le minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra 24 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo instabile con qualche nube in più sui settori meridionali della nostra regione, anche con qualche rovescio o temporale associato. Migliorerà con fenomeni in cessazione entro la nottata. Temperature minime comprese tra 12 e 13 gradi, massime invece che si attesteranno tra i 23 e i 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.